Ben ritrovati a Sette Sera. Allora dalla Svizzera ritorniamo in Italia per parlare delle nostre perle, delle nostre bellissime oasi naturalistiche, oasi che ci invidia tutto il mondo. Sono oasi sì da ammirare ma veramente da proteggere. Allora stasera parleremo di questo, parleremo della necessità di tutelare la nostra natura insieme ad Alessia Sacchetti per il WWF Lombardia. Buonasera Alessia. Buonasera. Allora parliamo di WWF per tutelare la nostra natura, perché WWF è un'organizzazione che ha compiuto quasi 50 anni e che ha la particolarità di essere radicata in tutto il mondo, è radicata nei 5 continenti, tantissimi soci, per cui voi fate tanto per la nostra natura, però quello che vorrei sapere proprio da te è se noi, cittadini del mondo, siamo consapevoli di quanto serve per far star bene prima il nostro pianeta, poi veniamo nel nostro paese. Allora, WWF giustamente 50 anni, quindi è molto vecchia come associazione, ma è anche molto conosciuta. Tutte le iniziative che noi facciamo non solo a livello italiano ma anche a livello internazionale, l'ultima è stata Earth Hour il 30 di marzo, hanno avuto un consenso incredibile, un consenso che è andato aumentando nel corso degli anni e che quindi dimostra una buona capacità delle persone di comprendere quello che è il nostro messaggio, cioè il messaggio di conservazione della biodiversità non solo a livello locale ma anche a livello mondiale. Sul locale abbiamo visto un forte incremento di interesse, soprattutto perché noi, avendo in gestione delle oasi, le persone hanno la possibilità di avere un contatto diverso con il proprio territorio e con il proprio ambiente, e questo è sempre molto apprezzato. Sì, assolutamente. È importante però continuare a sollecitare questa voglia di avere un contatto con il proprio ambiente. Questo lo si può fare ovviamente solo attraverso campagne molto particolari e un po' di nostro aiuto, perché serviamo anche noi ovviamente con il nostro contributo. Allora io vorrei partire da quello che è successo l'anno scorso. C'è stata una campagna che ha visto il consenso di tanti italiani e si sono così salvati 2 boschi, per fortuna. Grazie al cielo. Sì. E quest'anno invece ne riproponete un'altra di campagna che ha un importante obiettivo: salvare e creare 3 oasi. Dopo ve ne parleremo bene, adesso però vediamo subito lo spot così capiamo come tutti noi possiamo essere utili a voi del WWF. Vediamo. Lo scorso anno, insieme, abbiamo salvato 2 boschi, che sono diventati oasi WWF. Quest'anno abbiamo un sogno ancora più grande, guardiamo ancora più lontano. Alle aree marine e costiere più vulnerabili, inquinate e minacciate dal cemento, per trasformarle in oasi. È un sogno possibile, con il tuo aiuto. Invia un SMS al 45503. Aiutaci a creare un mare di oasi. Per te. Per te. Ecco, creare un mare di oasi, aiutare la natura è un progetto veramente per ognuno di noi, perché io lo dico sempre qua a Sette Sera, è importante lasciare il pianeta che viviamo in un modo un pochino migliorato rispetto a come l'abbiamo trovato, in modo tale da garantire anche alle prossime generazioni di vivere e vedere le bellezze che abbiamo visto noi. E allora noi abbiamo una possibilità di vedere tutte queste nostre bellezze attualmente protette dal WWF in una giornata speciale, tra pochissimo, il 20 di maggio, una domenica. Tutte le oasi italiane saranno aperte gratuitamente alle famiglie, giusto? Esatto, tutte le oasi italiane saranno aperte, quindi un patrimonio di 30.000 ettari a livello italiano a disposizione di chi vorrà visitarlo e apprezzarne le bellezze. Come giustamente dicevi, l'anno scorso c'è stata una campagna molto importante che ha portato al salvataggio di due zone boschive molto importanti, una anche qua tra l'altro in Lombardia, a Bergamo, vicino a Bergamo. Quest'anno invece la campagna sarà sulle zone costiere, 3 aree costiere che abbiamo deciso di interessarci, quindi di proteggere. Una sarà nel Veneto, l'altra in Puglia e poi vabbè ce ne saranno in Sicilia. Esatto, e poi questo insomma è l'inizio di un percorso per la salvaguardia delle nostre coste. Perché? Perché cosa succede? La nostra penisola si affaccia sul mare offrendo dei panorami e dei paesaggi veramente unici, non si trovano così belli, solo che ci sono tanti fenomeni che uniti fanno sì che le coste siano
si stiano piano piano automangiando, stanno scomparendo. Allora questo fenomeno si chiama ovviamente erosione costiera, lo sappiamo tutti, questo nome, questa parola l'abbiamo tutti sentita dire perché è un fenomeno atmosferico, un fenomeno naturale, però c'è da dire che un fenomeno naturale da solo non distrugge le nostre coste, è un fenomeno naturale che noi stiamo, ahimè, aiutando, intensifificando. In che modo? Perché è così forte l'erosione in questi ultimi anni? Innanzitutto scusa, la terza oasi è in Sardegna, sì, giusto? Scusa, ho sbagliato perché, io, sì. Per essere precisi, stessa oasi in Sardegna. Il fenomeno dell'erosione è un fenomeno che, come giustamente tu dicevi, è naturale, quindi c'è sempre stato. Purtroppo con il contributo perenne dell'uomo siamo riusciti a intensificarlo e a renderlo poco gestibile. È un fenomeno naturale dato soprattutto dal detrito che dai fiumi arriva fino al mare, naturalmente. Ovviamente bloccando questo materiale detritico, questo materiale solido attraverso delle dighe, attraverso le escavazioni dei fiumi o attraverso anche costruzioni nelle zone costiere, noi rallentiamo anche di molto questo processo e dunque impediamo al detrito di raggiungere le spiagge e quindi di farle rinascere come naturalmente avviene, perché comunque il mare non si può in qualche modo bloccare, anche se si è provato attraverso i frangiflutti, che sono quelle costruzioni che si vedono magari sulle spiagge, che purtroppo invertendo le correnti, hanno in qualche modo aiutato a intensificare ancora il fenomeno dell'erosione, quindi sostanzialmente non sono risultati efficienti. Ecco, quindi qualcosa che l'uomo aveva fatto inizialmente quasi per aiutare, ha invece creato un serio scompenso nel clima, nelle correnti, ha fatto sì che si bloccassero le correnti, per cui che non arrivassero più gli elementi necessari a mantenere viva una spiaggia. Io vi vorrei leggere i dati del CNR che riguardano quello che sta succedendo alle nostre coste. Allora, l'erosione si sta mangiando oltre il 42% dei litorali, sono 1600 km di coste e la maggior parte sono spiagge balneabili, per cui sono posti che tra un po' non potremo più avere. Allora, tu hai parlato di interventi umani che all'inizio erano per aiutare l'ambiente, che però invece non l'hanno poi aiutato, ma parlando di frangiflutti, giusto? Sì. Poi ce ne sono tanti altri interventi che sembrano benefici e invece sono letali. Parliamo per esempio della pulizia delle spiagge a livello meccanico, una pulizia che è devastante perché? Allora, la pulizia delle spiagge, quindi ovviamente stiamo parlando di spiagge balneari, per lo più sabbiose, quindi la pulizia delle spiagge fa due cose. Quella di togliere compattezza al materiale, quindi in qualche modo renderlo più esposto all'azione del vento. Seconda cosa, togliere quelle che noi chiamiamo le alghe, che troviamo magari in spiaggia la mattina dopo una mareggiata. In realtà non sono alghe ma piante, si tratta della posidonia. La posidonia è una pianta acquatica che forma delle vere e proprie praterie nei nostri mari. Queste praterie in realtà sono un vantaggio per le spiagge perché in qualche modo bloccano, forse no, però rendono meno forte l'azione del mare, quindi l'erosione. E così anche sulla spiaggia queste foglie delle piante in qualche modo fanno da airbag naturale contro l'erosione del mare. La natura, diciamo, che si autoprotegge, si autoconserva, serve il nostro aiuto nel non portare a distruzione, perché quello che invece facciamo, che assolutamente non va bene, è costruire moltissimo in zone in cui assolutamente non si deve costruire sulla costa. È un qualcosa che può essere bellissimo per chi va poi a abitare a picco sul mare, ma in realtà distrugge un intero ecosistema. Sì, bisogna tenere in considerazione, senza contare i periodi estivi o altro, che sulle spiagge si ha una densità per chilometro quadrato di 300 abitanti, 380 per la precisione, considerando che la media nazionale è 200 e senza tener conto dei dati estivi comunque si ha un gran numero di persone che abitano le zone costiere, il 24% della popolazione, che non è poco. A questo poi si aggiunge un'ulteriore edificazione riservata al periodo estivo, eventuali edificazioni per vie di comunicazione, quindi sto parlando dei porti per esempio, oppure ulteriori edificazioni per quanto riguarda l'industria. Ci sono moltissime aree industriali sulle coste che hanno danneggiato le coste stesse e ancora ne stiamo vedendo i danni. Porto Marghera è un esempio ormai nazionale. E allora tu mi stai parlando del grosso sforzo che fa il WWF per aiutare la natura, per combattere questi fenomeni che non vanno bene,
situazioni che la rovinano, però quello che vorrei approfondire con te proprio fra poco è sapere se la legge tutela la natura, se ci sono delle leggi che possono preservare il nostro paesaggio, e poi soprattutto andremo a scoprire quali sono queste oasi che noi possiamo contribuire a far rinascere. Allora ne parliamo tra pochissimi istanti, subito dopo la pubblicità. State con noi.